i risultati, che soprattutto il gioco che avete proposto in queste partite finora, appunto si diceva, danno delle ottime aspettative. Sabato voi ve la vedete con il Cesena, che è un'altra squadra di quelle forti. Cosa succederà? Quest'anno è un campionato duro. Veniamo dalla prima partita con Ravenna, dopo abbiamo incontrato il Milan, l'Atalanta, adesso il Cesena che ha battuto in Coppa Italia la Roma, se non sbaglio. Quindi sì, sono degli ostacoli, ogni sabato c'è un ostacolo molto duro da superare. Quest'anno, a differenza degli altri anni, abbiamo un campionato molto più impegnativo. Quest'anno hanno messo nel nostro girone anche Fiorentina ed Empoli, oltre alle squadre di Rimini, tutta nella costa, diciamo, della costa adriatica, e quindi senz'altro un campionato molto più impegnativo degli anni scorsi. Noi possediamo una rosa ampia e di conseguenza, insomma, potremmo sfruttare a nostro favore il numero ampio dei giocatori che abbiamo nella rosa. Luca, ecco, tornando un po' ai paragoni, prima abbiamo parlato di Mister Vanoli, ne hai elogiato le sue qualità. Voi della Primavera, come vedete invece Mister Marino della prima squadra? Comunque anche il Mister Marino ha dato l'impressione di tenervi molto d'occhio, non ultimo nella partita col Domzale ha portato parecchi di voi in panchina. Come lo considerate? Tu in particolare, che impressione ti sei fatto di lui? Beh, senz'altro un grande professionista, una persona molto seria che cerca di fare gruppo anche in prima squadra, appunto, anche se molto più difficile, avendo, diciamo, di giocatori di grandi qualità e è difficile gestirli. Ecco, lui ci è riuscito adesso in questa prima parte della stagione molto bene e, come dicevi tu prima, ha chiamato anche dei giovani come Osso e Stenhouse a far parte sabato della partita amichevole della prima squadra col Domzale. Io in precedenza sono stato chiamato, mi ricordo, a Nova Gorica in un amichevole e quindi ho potuto, diciamo, conoscere in questa amichevole Marino. Mi è sembrato un allenatore molto disponibile che punta senz'altro i giovani e quindi ha un gioco molto offensivo di conseguenza e cerca di imporre appunto il proprio gioco in tutti i campi. Ecco. Questo mi è parso così di capire. Quindi sicuramente un bravo professionista, una persona molto seria che vorrà fare senz'altro bene. Ecco. Tu ci avevi raccontato che quando puoi segui sempre la prima squadra, vai a vedere le partite. Hai un'ottima impressione di Marino e come giocatori, chi dei nuovi ti ha impressionato di più? O comunque qual è il giocatore dell'Udinese che più ti piace? Per caratteristiche tecniche o proprio per carattere personale? Magari li conosci meglio, no? In questa prima parte di stagione mi ha impressionato molto Hiller. Infatti sta facendo molto bene. Sì, io non lo conoscevo prima che arrivasse a Udine, però sta dimostrando veramente di essere un forte giocatore. E dopo, sì, per elogiare, secondo me l'unico giocatore, insomma il simbolo di questa Udinese di adesso è Totò Di Natale, insomma, che ha dei colpi impressionanti, veramente un fenomeno, ecco. Massimo, tu che hai contatto anche con i tifosi del forum, che impressione ti ha dato Marino e che impressioni ha dato secondo te agli utenti? Beh, io personalmente Marino lo conoscevo poco prima che arrivasse a Udine, però devo dire che lo stimo molto sia come tecnico che come persona, perché vedo che è un tecnico che parla poco, però è uno che lavora molto, cura molto i particolari, quindi è un allenatore, penso, ideale per l'Udinese e per la propria filosofia, ecco, per la propria filosofia di società. Vedo, per quanto riguarda gli utenti del forum, vedo che comunque hanno parole di stima, insomma, giudizi molto positivi fino a questo momento sul suo operato. Ecco, devo dire che è un allenatore molto offensivo, che se la gioca sempre e penso che sia il modo migliore per affrontare le partite. Ecco, questo suo modo, ecco, è molto apprezzato anche dai tifosi, questa sua mentalità soprattutto. Posso citare l'esempio di Torino con la Juventus, dove abbiamo giocato con 3 punte per tutta la gara,
mentre altri allenatori magari nel finale, quando sei in vantaggio su campi molto proibitivi, magari avrebbero sostituito una punta inserendo un centrocampista, ecco. Lui comunque è fedele sempre al suo modulo e soprattutto alla sua mentalità, ecco. Proprio da quello che si percepisce su internet sembra che non solo Marino, ma un po' tutta la struttura che dà la società adesso, soprattutto diciamo da giugno in poi, ha convinto i tifosi. Infatti sembra ci sia molto più ottimismo del tifoso friulano verso l'Udinese. Sì, in questo momento sì. Devo dire che per quanto riguarda certi tifosi, anche allo stadio non sono mai contenti, nel senso che si cerca sempre di curare, si va sempre a cercare il dettaglio che non va, ecco. Però devo dire che le molte convocazioni, ad esempio in nazionale, nelle varie nazionali che ha l'Udinese, testimoniano della qualità di questa rosa, e penso che i tifosi possano veramente essere orgogliosi di questa squadra e di questi giocatori, ecco, che oltre a farsi apprezzare qui si fanno apprezzare anche nelle loro nazionali, e questo deve indurci ad essere ottimisti, ecco. Chiaramente non perdendo di vista la realtà, ecco, cercando di giocare partita per partita senza creare inutili proclami, ecco. Ecco, un'ultima battuta con Luca, proprio anche in virtù dei tanti nazionali che ha l'Udinese sparsi per il mondo. L'Udinese non è quindi solo palestra, ma è proprio una società che permette a un giocatore di valorizzarsi. Questo è importantissimo, specie per voi giovani. Sì, beh, senz'altro l'Udinese in questi ultimi anni sta lavorando benissimo con i giovani, è una società insomma fantastica, si lavora bene, la città è bella e tutto questo contesto insomma permette senz'altro di lavorare bene. Noi, parlo per me come Primavera, comunque non ci son grosse pressioni ovviamente, però anche nel contesto della prima squadra queste pressioni sono meno insomma, rispetto ad altre piazze più importanti. Di conseguenza per un giocatore è molto meglio lavorare con tranquillità e così. Qua a Udine la piazza secondo me è una delle migliori in Italia per lavorare con molta tranquillità. Ecco. Ok, bene, questa è stata la seconda puntata di Udinesismi. L'appuntamento è per la prossima settimana, mercoledì prossimo, sempre alle 12:30. Cogliamo l'occasione naturalmente per ringraziare tutti i telespettatori, gli utenti e naturalmente i nostri ospiti di oggi. Luca Piscopo, capitano come detto della Primavera di Mister Vanoli, grazie. Grazie a voi. E Massimo Oliva, grazie di essere venuto. Grazie a voi. E un saluto anche da Monica Tosolini. Arrivederci a tutti.